caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Una nuova puntata di Un caffè con l'esperto, qui in Sala Bianca del Caffè Pedrocchi. Sono Claudio Campagnolo e ho di fronte a me il primo cittadino di Padova, caro Sergio Giordani. Benvenuto. Buongiorno a voi. Ti ho seguito per mari e per monti, come direbbe qualcuno, e poi alla fine insomma, siamo riusciti ad averti ospite. Noi ci diamo del tu, chiedo scusa per chi ci sta seguendo perché ci conosciamo da una vita. Abbiamo anche questo virus insieme, questo Calciofilo? tifo, sì, calciofilo, esatto. Le uniche partite che ho perso sono state quando faccio sindaco, se no prima le beccavo tutte. Le beccavi tutte, però vedi che anche svantaggi. Quella parolina di 4 lettere che ti accompagna da sempre, no? che sta ad indicare un po' la tua fortuna, hai visto mai che quest'anno, il primo anno di sindaco di Sergio Giordani in Padova, Io ci credo molto. Ci credi molto? Non voglio, sono ancora scaramantico, per cui non voglio pronunciare la famosa lettera, però ci credo moltissimo. Bene, io direi che siamo tutti quanti fiduciosi. E visto che siamo in tema, a proposito, tu sei stato coerente e chiaro fin dall'inizio, no al plebiscito, però a Leuganeo cosa facciamo? A Leuganeo intanto bisogna risolvere il problema dello stadio Colbachini, che sono partiti o stanno partendo a giorni in lavori. Sono stati i soliti ricorsi, hanno ritardato il tutto, ma seguendo anche quello che ha fatto l'amministrazione precedente, che ritengo giusto, il Colbachini verrà ampliato e quando sarà terminato si potrà lavorare su Leuganeo. Si potrà lavorare come in 2 modi, in 3 modi. Uno molto pesante, invasivo, in cui bisogna trovare grosse somme di denaro, cosa che il pubblico oggi non ha. Si può pensare anche a una curva prefabbricata in attesa di tempi migliori, oppure un po' alla volta costruire il Leuganeo del futuro a step. Non so quale sarà scelto. C'è l'assessore Bornavina che ci sta ragionando in maniera molto intensa e penso che al prossimo anno, inizio dell'anno, decideremo quale sarà la soluzione. Qualcosa bisogna fare. Però voglio spendere anche 2 parole sul Lugano. No, non è così disastroso che tutti potessero avere uno stadio del genere. È vero, ci vuole una bella vista. La visibilità non è eccezionale, però è situato in un buon posto, i parcheggi vanno bene, non è male tutto sommato. Qualcuno dirà, Campagnolo ha invitato Sergio Giordani perché sono amici, si conoscono, una cosa o l'altra, e invece io voglio fare outing, lo confesso qui davanti a voi, io non ho votato Sergio Giordani, anche perché abito in un altro comune. Detto questo... Ma anche se non mi avessi votato... Detto questo, caro Sergio, allora, partiamo dall'osso più duro, il nuovo ospedale. Nuovo ospedale. Ti ha un po' spiazzato, come dire, la proposta del governatore Zaia? Un pochino sì, mi aspettavo qualche sorpresa. Lui è bravo, è un bravo politico, è una persona che a me piace molto, molto concreto. Io dico che ha lasciato degli spazi aperti e che io fino all'ultimo lotterò per avere... A me non interessa chi vince, che vinca Bittonci, che vinca Giordania, per me deve vincere la città e la città deve vincere con 2 poli ospedalieri, uno a Padova, via Giustiniani, da 900 posti, e un altro, se il governatore piace, Padova Est. Però bisogna trovare una situazione, io non posso regalare il terreno dei padovani, non è una questione di ripicca del principio politico. Cioè tu dici che è l'unica area che non viene pagata dalla regione per quanto riguarda il nuovo ospedale? L'area ospedaliera è sempre stata pagata dalla regione, la regione non vedo perché non deve pagare adesso, io non mi punto con deve essere denaro, possono essere opere, possiamo trovare 1000 situazioni, però non voglio buttare via del patrimonio dei padovani. Poi può essere anche quel famoso danno erariale, che può essere, non è chiaro la faccenda, per cui al di là di tutto io credo in quello che ho fatto nella campagna elettorale, credevo nella situazione e credo ancora dell'ospedale unico, però come ho detto bisogna che vincano i padovani. Per vincere i padovani c'è un solo sistema, crearne 2. Padovani, e non ho nulla in contrario, anzi ben venga 2 ospedali, vuol dire 900 posti Padova, l'ospedale classico, 900 posti sarà un ospedale per il futuro, per i padovani. Noi abbiamo bisogno, anche l'accordo che ho trovato con il rettore, il professor Plebani,
è un accordo per la città, non è un accordo per il comune, per qualcuno specifico, è un accordo per il futuro della città. Padova ha una medicina eccezionale sotto tutti gli aspetti di alta qualità. Io stesso ne ho sperimentato la qualità, per cui non c'è niente che non vada. Dobbiamo trovare il sistema di adattare la situazione medica alla situazione immobiliare, che attualmente, devo dire, non è assolutamente in parallelo con la qualità della medicina. E dopo aver affrontato il tema ospedale, ci fermiamo un istante, ma state con noi perché tra un po' parleremo di sicurezza. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Come annunciato affrontiamo il tema della sicurezza, che è uno dei temi più spinosi e una delle bandiere che vengono agitate dai tuoi, chiamiamoli, avversari politici. Ed è anche tra l'altro una delle questioni che ha posto la nostra città, come dire, nell'ultima indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Insomma, siamo, mi pare, al 70° posto, appena sotto Reggio Calabria per quanto riguarda la percezione almeno della criminalità. Che cosa ti senti di rispondere a chi ti attacca su questo aspetto? Forse non legge bene le statistiche. Il periodo rilevato era quando c'era l'amministrazione Bitonci. Quindi è colpa dei Bitonci? Ha fatto Carachiri, pazzesco, non ha letto bene le dichiarazioni. E questo non è che mi faccia contento, indipendentemente da chi governava sto periodo. Io spero che la prossima indagine sia meglio. La Giunta ha investito 1,5 milioni in 252 telecamere che saranno pronte nei prossimi mesi dell'anno. Ha un impatto di deterrenza e di controllo e anche sotto l'aspetto psicologico molto importante. Sarà una città che passa a 450 telecamere, cioè ipercontrollata, controllata gli accessi, controllate le uscite, controllati i punti difficili, in collaborazione con carabinieri, polizia di Stato, finanza, avranno tutti accesso alla visibilità. Questo è un grande passo. Stiamo acquistando dei cani e addestrando dei cani antidroga, perché purtroppo quando uno viene arrestato per spaccio, il giorno dopo è fuori. Il maggior deterrente è portare via il prodotto agli interessati, ai venditori. Porteremo da gennaio 2 vigili, i famosi 2 vigili del quartiere che io non ho mai visto finora. Ci saranno veramente a piedi tutta la giornata, devono essere amici dei taglianti, devono vivere il quartiere. Secondo me sono cose importanti. L'ha detto anche il questore Bernabei quando è andato via. Sono calati decisamente tutti i tipi di reato. La percezione però è ancora alta e la percezione vuol dire paura della gente. Come primo cittadino, come responsabile anche della sicurezza, che è una delega che mi sono tenuto, io devo ulteriormente fare qualcosa, devo dare garanzia ai cittadini che la situazione migliora e sta migliorando e di questo stiamo impegnandoci al massimo per fare. All'interno della coalizione un po', come dire, mista, no, che ti sostiene, la pensate tutti allo stesso modo per quanto riguarda il tema migranti? Io penso di sì, io penso che a noi lega una cosa importantissima sotto l'aspetto umano. È una situazione difficile, questo è chiaro, è una situazione epocale. Di conseguenza bisogna gestirla. Io ritengo, e tutti i miei ritengono che la situazione va gestita. L'ultimo esempio abbiamo gestito in collaborazione con tutti, per cui prefettura, questura, clero, tutti abbiamo gestito i famosi 54 migranti che sono arrivati a Padova da Cona, in fuga da Cona. E non volevano saperne di ritornare a Cona. È stata una trattativa difficile. Alla fine li abbiamo convinti a riparlare col prefetto di Venezia, perché non era certo una responsabilità nostra. Non possiamo accettare cose illegali. Ognuno ha la sua responsabilità. Nel caso è la responsabilità del prefetto di Venezia. Sono ritornati, hanno trovato delle soluzioni col prefetto di Venezia, però questo vuol dire lavorare assieme. Le istituzioni devono lavorare assieme. Non si può dire non è un problema mio, è un problema un altro, è il problema del prefetto, bisogna lavorare assieme per risolvere i problemi.
C'è un'ottima armonia tra le istituzioni, è cambiata la cosa, non c'è più nessuno che decide, decidiamo in gruppo, per me è una soluzione che va molto bene. Bene, ci fermiamo un istante e torniamo tra poco. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Eccoci nuovamente in onda, stiamo dialogando con Sergio Giordani, sindaco di Padova. Con il senno di poi, ti ricandideresti? Bellissima domanda. Stavo riflettendo proprio, io appena letto, al di là dell'euforia di vincere, che è sempre una cosa piacevole, Che a te piace complimenti, vincere, bella. Il primo mese e mezzo ho detto tra di me, non mi piace, non ho fatto una scelta giusta. È stato un mese per me difficile, primo perché non capivo e mi trovavo un po' a disagio. Devo dire che in questi mesi invece mi piace da pazzi. Mi piace da pazzi perché sto pensando alla città, cosa fare per la città. Io non ho, l'ho detto e lo ripeto perché a me piace ripetere queste cose, non ho secondi fini, non voglio fare carriera politica, non devo soddisfare nessun leader politico, mi sono arresato qui i miei mezzi. Non ti ricandiderai? Non mi ricandiderò sicuramente e ho detto 5 anni per la città e adesso io sono affascinato da pensare di poter definire l'ospedale, la linea del tram, l'auditorium, l'aspetto sociale, il PP1, ci sono tantissimi, noi abbiamo una città stupenda, bellissima, però abbiamo gli ingressi della città che sono orribili, sono uno peggio dell'altro. Perché non si possono... L'ingresso della città è il biglietto da visita della città. È pazzesco, è come avere una cosa bellissima. È colpa di Bitonci? No, è colpa di Bitonci assolutamente. Io non sono abituato a dare colpe. Prima scherzavo quando ho detto, certo. ha criticato me, ma doveva autocriticarsi lui, assolutamente. È colpa proprio di una cultura, secondo me. Colpa anche della crisi economica. Però bisogna forzarsi di fare diventare gli ingressi di Padova belli come la città. Ma tornando, scusa, alla domanda... Per cui sono contentissimo di fare il sindaco, lo faccio per 5 anni, a me fa piacere che la gente mi fermi per parlare, per discutere. Ma l'amministratore delegato di Casa Giordani, la signora Lucia, che salutiamo, ciao Lucia, lei che ne pensa? Lei è stata, io ho una donna eccezionale, una moglie eccezionale. Quando mi sono candidato, quando ho detto mi candido, lei ha detto io non sono d'accordo, però non ho nessuna intenzione di ostacolarti. Per cui dice vabbè, e si è sempre tenuta in parte. Dopo la mia disavventura del 4 maggio con l'Ictus, lei è diventata il tifoso classico, per cui mi segue, mi appoggia, si arrabbia, come quando avevo la squadra. Io sono sereno e felice e io cerco di fare qualcosa per la città, mi impegnerò al massimo per farlo. E questa è una soddisfazione, se alla fine riuscirò a fare 5-6 cose che ho in testa, assieme, non da solo, assieme ai miei, da solo non faccio niente, e con i miei ho un buonissimo rapporto, non è facile averlo, ma non è facile averlo per nessuno. E su questo, visto che il tempo purtroppo è scaduto, io ti strappo un altro appuntamento perché voglio veramente indagare a fondo sul rapporto con i tuoi compagni di coalizione. La prossima volta. Appuntamento alla prossima puntata con il sindaco Sergio Giordani e grazie per l'ascolto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.